Il governatore veneto Zaia risponde al ministro Zanonato a proposito della mancata convocazione di un tavolo sulla Electrolux per discutere le centinaia di licenziamenti previsti negli stabilimenti veneti e friulani del gruppo svedese. Guardi, mi lasci dire che i veneti non hanno bisogno di battibecchi, i veneti hanno bisogno di fatti. Il dato concreto è 1600 lavoratori che perdono il lavoro e secondo me non sono lavoratori di serie B. Valgono come quelli dell'Ilva, come quelli della Fiat e dell'Alitalia. Sono in Veneto, è un problema perché sono in Veneto, basta prenderne atto. Guardi, se l'avessi chiesto solo io questo incontro posso anche capire che potrebbe essere un fatto di antipatia, che so, non lo so. Però l'hanno chiesta anche Deborah Serracchiani assieme a me, Roberto Maroni e Vasco Errani, quindi 4 governatori che hanno chiesto un incontro e avevamo anche concordato questo incontro con il sottosegretario, il che vuol dire che a tutt'oggi dopo 3 mesi non c'è stato. Vicenda a pedaggi autostradali. Zaia a proposito del taglio del 20% ventilato dal ministro Lupi. Guardi, io condivido col Ministro l'opportunità di fare un intervento quantomeno per i pendolari. Certo è che ci devono dare una base giuridica per fare questa decurtazione. Dico anche che so che CAV sta lavorando con delle ipotesi, però a differenza degli altri c'è anche il danno erariale, perché dobbiamo essere messi nelle condizioni poi di operare. A me non risulta che ci sia qualcuno che ha fatto lo sconto del 20% a tutt'oggi. Infine la proposta del segretario PD Matteo Renzi in tema di legge elettorale chiamata Italicum. Tutti i nuovi eletti saranno scelti dal popolo veneto, non più dai partiti. Invece in questo progetto ci saranno parlamentari che non hanno nessun voto, non saranno mai votati da nessuno e ce li troveremo in Parlamento. Matteo Renzi ha il problema che identificava Giolitti, che diceva che se a un sovversivo dai un posto di governo lo riduci in un burocrate. Lui non è un sovversivo, però dico che adesso sta diventando burocrate. Quello che sembrava tutto facile, tutto semplice, si traduce che una legge elettorale efficiente come l'ha annunciata a tutti, si traduce in una legge che ha il listino bloccato e quindi manderà in Parlamento ancora delle persone che non saranno mai elette da nessuno.